Buongiorno in diretta con Focus TG, la strage sulle strade del Veneto. Ieri l'incidente gravissimo sulla Fadalto, una bambina di 4 anni che è morta, la madre accusata di omicidio stradale. Più tardi sentiremo il padre della bimba al microfono di Tiziana Bolognani, ma ricostruiamo questo incidente spaventoso nel servizio di Daniela Sizzia. La mamma di Afra, la piccola di 4 anni morta nel tragico incidente stradale sul Fadalto, è in ospedale accanto agli altri 3 figli. Il più grave è il fratello di 7 anni ricoverato in terapia intensiva. La bambina di 9 anni è in prognosi precauzionalmente riservata, ricoverata in ambiente non intensivo, così come la maggiore di 23 anni. A Conegliano rimane grave anche il conducente della Golf, il 34enne di Vittorio Veneto, che si trova in ambiente intensivo in condizioni stabili. Una tragedia che ha distrutto una famiglia intera. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo d'inchiesta. La mamma, 49enne di origini ghanesi, è stata indagata con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Sul corpo della piccola non sarà effettuata l'autopsia. È stata disposta invece una perizia cinematica per stabilire la dinamica del sinistro e per far luce sul fatto che Afra fosse o meno allacciata al seggiolino, così come se i fratelli avessero le cinture di sicurezza. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo la statale 51 a Lemagna, sotto al ponte Botteon. 3 i mezzi coinvolti, 2 auto ed un camper. Da una prima ricostruzione della polizia locale, la mamma, con i 4 figli a bordo, stava procedendo verso Vittorio Veneto quando, malgrado la curva e la doppia linea continua, ha tentato di sorpassare il camper di una coppia di bellunesi, ma non si è accorta che la stessa manovra la stava compiendo dalla direzione opposta il 34enne vittoriese al volante della Golf, che stava superando, essendo la sua careggiata, a 2 corsie in quel tratto un'altra vettura. L'impatto violentissimo, la monovolume prima ha urtato il camper, poi l'impatto frontale con la Golf. Lo schianto, le lamiere, le auto ferme in mezzo alla strada, il silenzio dell'ennesima tragedia. Più tardi avremo un collegamento telefonico con il padre della piccola vittima, il marito della donna che era al volante. Purtroppo c'è stato un altro incidente sul lavoro in Veneto, è accaduto in provincia di Verona, a perdere la vita un 35enne camionista di Merlara. Si era fermato a pochi metri dal consorzio dove stava portando il suo carico, voleva controllare la motrice, ma qualcosa è andato storto ed è rimasto schiacciato. È morto così Thomas Gobbi, autotrasportatore di 35 anni. L'ennesimo infortunio mortale sul lavoro è avvenuto a Carpi di Villa Bartolomea nel Veronese. Thomas Gobbi era originario di Merlara, ma da qualche tempo si era trasferito a Masi con la fidanzata che era in attesa del loro primo figlio. Ieri il 35enne camionista stava effettuando una consegna di fertilizzante al Consorzio Agrario del Nord-Est quando deve aver rilevato qualche problema nella motrice. Ha fermato così il camion e ha azionato il comando per sollevarla, ma mentre stava controllando, o per un errore o per un guasto, la cabina si è abbassata, tornando al suo posto e schiacciando il 35enne. A dare l'allarme è stato un dipendente del consorzio che si è accorto del camion fermo in mezzo alla stradina che porta al deposito. Quando sono arrivati sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una passione per i camion fin da piccolo, quella di Thomas, grande lavoratore, come ricorda il papà. La famiglia Gobbi era stata segnata dal lutto già 10 anni fa, quando nel dicembre del 2015 morì un altro figlio, Kevin, appena 21enne, in un tremendo incidente stradale tra Merlara e Castelbaldo, poco lontano da casa. Adesso andiamo a Valbrenta, a Cismone del Grappa per la precisione, dove un incendio ha devastato un'abitazione di 3 piani, salvo il proprietario. In diretta Chiara Gaiani, a te Chiara, con Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Direttore, buongiorno ai telespettatori, hai detto bene, salve, ce l'abbiamo anche qui proprio il proprietario di casa, lo ringraziamo, il signor Giovanni Zanella, con lui anche il sindaco di Valbrenta, perché Cismon del Grappa fa parte dell'unione di questi comuni, Luca Ferrazzoli, che ringraziamo. Che cosa è accaduto? Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22:30 di ieri sera. Lei come si è accorto, Giovanni, di quello che stava succedendo? Fumetto. Ma leggero,
I cani hanno cominciato un po' a far casino e ho aperto la finestra e sono andato dietro dove c'è il lavandino, il cucinino, diciamo, per anche lavare i piatti e roba del genere, e ho visto il fuoco proprio di fronte al camino. Ecco, lei addirittura ha tentato Sotto il pavimento, il soffitto. Ecco, lei è salito anche per mettere in salvo i suoi cani? Ho provato a spegnerlo, ma non sono stato capace, allora fuori i cani, chiamato i pompieri subito e portato fuori pure la bombola perché loro mi hanno chiesto se c'ho il CPL. E come vedete, quindi ha fatto tutte queste operazioni, questo è un insieme di case tutte vicine. Pari di 2 minuti, forse anche meno. Dopo ho recuperato un po' di roba qua, messa fuori al sicuro. Allora, l'intervento è stato molto importante, i vigili del fuoco sono arrivati in 25 da Feltre, da Asiago, anche dal vicino Trentino, perché come vedete le case sono tutte vicine e quindi il rischio era che l'incendio si estendesse. Tra l'altro qui non c'è stata neanche corrente elettrica fino al cuore della notte, Sindaco. Sì, perché a causa dell'incendio è saltata la corrente e quindi diciamo sono stati momenti un po' delicati. E noi dobbiamo ringraziare ovviamente i pompieri, i carabinieri che sono intervenuti rapidamente, perché come diceva lei ovviamente si tratta di un nucleo di case molto ristretto, molto vicino, e quindi il rischio che l'incendio propagasse verso altre abitazioni era altissimo. Ovviamente poi i pompieri giustamente hanno fatto anche gli interventi del momento. Oggi tocca a noi, nel senso che ovviamente sulla scorta del verbale dei vigili del fuoco abbiamo verificato l'inabitabilità dell'immobile, con tutte le conseguenze ovviamente a carico di Giovanni, perché in questo momento un po' il fumo, un po' il fuoco, un po' l'acqua che è copiosa che è stata utilizzata ovviamente l'hanno lasciato sostanzialmente con questi vestiti, quindi noi ci stiamo occupando dell'assistenza immediata, quindi grazie anche alla disponibilità di alcuni cittadini abbiamo trovato un alloggio qui vicino e ci stiamo occupando anche dei pasti. Ovviamente poi c'è tutto il resto perché la casa non versa in buone condizioni, come è evidente. Giovanni, lei come sta adesso? Male, peggio di male. Se mi prendevo in mezzo al fuoco avevo risolto tutto. Ma cosa sta dicendo? Queste cose assolutamente non si dicono, c'è la solidarietà anche da parte delle persone. Io credo che lei abbia fatto anche davvero la sua parte, lei non si sente fiero di aver portato fuori la bombola a gas, è riuscito comunque anche a salvare tutti i suoi animali, ha agito proprio da vero cittadino ieri. Ho dovuto farlo, per forza. Cosa faccio? Li lascio là a bruciarsi? No. E quindi lei si è presa cura delle Gasolina ci voglio anche abbastanza bene. Allora Sindaco, adesso ovviamente voi siete vicini a Giovanni, probabilmente questa casa sarà un po' difficile anche da sistemare. Sì, adesso ci sono due fasi, la prima è quella dell'imminenza, di dare una struttura di riparo adeguata a Giovanni, quello è stato sistemato, dei pasti, e dopo capire un attimo quali possono essere i percorsi, quali possono essere le persone che possono aiutarlo strutturalmente, quali sono i compiti del comune e come potrà intervenire. Ovviamente vista così la situazione non è delle migliori, però bisogna capire se ragionare su un intervento su questo immobile, perché poi al netto della proprietà privata c'è un tema che nel momento in cui si insiste in strutture urbane come queste, una situazione di abbandono comporta un degrado dell'intera borgata, no? Quindi c'è ovviamente un tema di proprietà privata e dei limiti in cui può intervenire il pubblico, però c'è anche un interesse collettivo, perché nel momento in cui non si interviene anche nell'interesse degli altri proprietari, anche perché questa è una comunità, un paese che negli anni ha avuto investimenti importanti, che ha avuto una sua rinascita, e quindi è importante che si facciano gli interventi nel modo giusto. Allora, io davvero ringrazio, intanto volevo ringraziare Giovanni e ringrazio anche il sindaco. Direttore, volevi chiedere qualcosa? Sì, no, forse mi è sfuggito, ma non ho sentito se sono state accertate le cause dell'incendio, se è stato un cortocircuito, che cosa... Sì, direttore, le cause sono dovute ad una canna fumaria che era stata ostruita. Tra l'altro il signor Giovanni ci raccontava prima che forse lei aveva anche sentito un po' di
odor di fumo nei giorni precedenti. Ma leggero. Come mi ha detto, penso che sia il comandante dei vigili, era da giorni che stava lavorando. Questo è uno dei pericoli del fumo. Direi anche che da questo, direttore, se mi permetti, però emerge una bella lezione anche proprio di cittadinanza, una solidarietà che esiste in queste piccole comunità, nelle comunità montane, e che secondo me sono un grande valore della nostra regione. Questa è una bella cosa, insomma, da raccontare nella tragicità di quello che è accaduto in queste ore. Sì, assolutamente fa parte, diciamo, del nostro patrimonio immateriale, è la solidarietà, e quindi è importante soprattutto a fronte di uno sconforto che è evidente, perché la situazione, insomma, ognuno di noi dovrebbe pensare se capitasse a lui, quindi al di là dello sconforto e di quello che è accaduto, l'importante anche nei primi momenti è avere la solidarietà della comunità. Poi ovviamente ci sono le fasi successive, però già, insomma, sentire che le persone ti sono vicine credo che sia di aiuto. Bene, ecco, direttore, non so se avevi qualche altra domanda da farci. Bene, grazie molte a te, al sindaco, al proprietario che è stato, come dicevi tu, ammirevole, ha salvato il salvabile, e grazie ovviamente anche a Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Andiamo avanti adesso con un altro incendio, purtroppo un deposito agricolo bruciato ieri sera a Zugliano, siamo sempre nel Vicentino. Sono ingenti, anche se non ancora quantificati, i danni provocati dall'incendio di un deposito attrezzi e mezzi agricoli a Zugliano. La struttura di circa 400 metri quadri è andata in gran parte distrutta. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da chiarire, intorno alle 19:30 di lunedì 24. I vigili del fuoco sono intervenuti con 14 operatori e 6 mezzi arrivati da Schio, Bassano del Grappa, Vicenza, e col supporto dei volontari di Tiene. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente pericolose a causa della presenza nello stabile di alcune bombole di GPL. Proprio durante l'intervento una di queste è esplosa, provocando un successivo scoppio. I vigili del fuoco sono comunque riusciti in breve tempo a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di 3 abitazioni attigue. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio. I pompieri hanno lavorato molte ore per lo spegnimento degli ultimi focolai e per la bonifica della struttura. Servizio di Mirko Cavallin, ennesimo incidente sul lavoro ieri a Quarto d'Altino, un operaio di 44 anni è rimasto folgorato mentre lavorava ed è in prognosi riservata in ospedale con gravi ustioni. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori con Sandro Ponghio. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui lungo via Tommaso Abate a Quarto d'Altino, dove ieri pomeriggio appunto è avvenuto l'ennesimo infortunio sul luogo di lavoro, in uno dei capannoni alle mie spalle, in cui sono presenti varie aziende all'interno. Ovviamente al vaglio dei tecnici dello Spisal quello che può essere accaduto. Quello che adesso sappiamo è che il 44enne è ricoverato al centro grandi ustionati di Padova, non sarebbe in pericolo di vita, ma comunque le sue condizioni sono molto gravi, come potete immaginare. Questo è successo solamente a pochissimi giorni di distanza invece dell'altro infortunio sul lavoro, che però si è concluso con la morte del 21enne a Sottomarina, e si sta ancora aspettando appunto il nulla osta, perché si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Qui insieme a noi c'è Andrea Graziosi, segretario generale Filca CISL Venezia, che ovviamente vuole dirci come anche i sindacati stanno lavorando in tal senso, e proprio domani ci sarà anche un incontro in prefettura con i sindacati anche per discutere di sicurezza sul lavoro. Sì, certo, domani è previsto un incontro, domani pomeriggio, dove appunto si affronterà il tema del caporalato e della sicurezza sul lavoro. Sono temi importantissimi che abbiamo a cuore, lì dobbiamo lavorare un po'
tutte le parti affinché la sicurezza diventi una priorità. Bisogna assolutamente fare una grande campagna informativa verso la salute e sicurezza sul lavoro, perché incidenti ne stanno avvenendo troppi e emerge la mancanza di una cultura del rispetto delle norme da ambo le parti e soprattutto poi bisogna fare anche le verifiche, c'è bisogno di più personale per le verifiche, serve più formazione, investire ancora di più in formazione in modo tale che la formazione avvenga sia all'ingresso del lavoro ma sia anche durante e nel proseguo, perché bisogna costantemente rivedere le norme sulla sicurezza, perché si cambia anche il modo di lavorare con nuovi approcci. Ecco, Graziosi, questo è insomma, sono dichiarazioni che si sentono dire ormai veramente da tantissimo tempo. Gli appelli sono tanti al governo e poi insomma a scendere alle istituzioni anche locali, eppure incidenti continuano ad avvenirne troppi. Sì, purtroppo anche noi a volte rimaniamo sbigottiti da questa escalation. Lì noi cerchiamo di fare la nostra parte, nel settore edile c'è la bilateralità che funziona, cioè abbiamo anche l'ente sulla formazione e per quanto riguarda anche la prevenzione. Si cerca in qualche modo di dare consulenza alle aziende affinché preparino le stesse a rispettare le norme, così come la formazione sui lavoratori, per cui su questo siamo impegnati da tempo e anche l'ultimo decreto sulla patente a crediti è un altro risultato importante, perché questo serve a qualificare le imprese, da distinguerle dalle imprese malsane che danneggiano il sistema e che purtroppo bisogna contrastare affinché non ci sia il pericolo che i lavoratori lavorino con imprese poco propense al rispetto delle norme di sicurezza. Grazie ad Andrea Graziosi qui da Quarto d'Altino, è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio. Vediamo la sparatoria in gelateria ieri a Chiarano. Trovata l'auto del fuggitivo Alex Lucchesi con il figlio al volante, arrestata la fidanzata Deborah Polato. Nella sua auto c'era anche una pistola. Questi sono gli ultimi particolari e ci collegheremo tra poco con Christian Arboil, che forse vedo già in... Non c'è ancora, allora ricostruiamo quello che è accaduto ieri proprio a Chiarano nel servizio di Marta Marangoni. Sono nascosti dietro il banco da me, tutti e due mamme, perché ha avuto paura, perché l'altro che sparava. Una giovane mamma che si rifugia dietro il bancone con i suoi 2 figli, 3 anni il bimbo, 6 mesi appena la bambina, il suo compagno a terra con un colpo di pistola nella schiena, esploso a quanto pare dal padre di lei. Scene di terrore poco dopo le 11 al bar Irina e Giulia in centro a Chiarano. 29 anni il genero, 52 il suocero, italiani di origini sinti. Ho sentito sparo e dopo venuta giù che tremavano in mani, ho visto il ragazzo per terra che ha sparato sulla schiena. Prima è scoppiata la lite tra suocero e genero davanti al locale, poi la situazione degenera, spunta una pistola. Un attimo dopo lo sparo, uno solo, che colpisce il giovane alla schiena. Il 29enne cerca riparo all'interno della gelateria, si trascina, cade a terra tra le urla terrorizzate della compagna ed il pianto dei bimbi. Come ha detto la moglie, sì, è suo papà, ha confessato che è suo papà che ha sparato, suo marito. E cosa ha detto la signora? Le ha detto qualcosa quando si... No, urlava, dopo lei è svenuta, ragazzi. I bambini poveretti piangevano, io nascosto dietro il banco. Subito scatta la richiesta di soccorsi sul posto. Poco dopo arrivano i sanitari del 118 con l'elicottero che trasporta il 29enne al Cafoncello in neurochirurgia. Il proiettile si è conficcato nella spina dorsale. La prognosi è riservata. Nel piazzale di Via Zanardo arrivano anche i carabinieri che ora conducono le indagini.
Si tratta di un tentato omicidio che è stato fatto questa mattina intorno alle 11:30. La vittima è un giovane del 96, residente qua nella zona, che è stato colpito alle spalle da un colpo di pistola. Escludiamo sicuramente la rapina, quindi non è un intento di rapina nei confronti della pasticceria, ma probabilmente un gesto mirato alla vittima. Subito scatta la caccia all'uomo volta a rintracciare il suocero della vittima, che dopo aver sparato è fuggito. Sappiamo che è comunque in zona e quindi stiamo cercando con le nostre pattuglie sul territorio, attraverso il controllo, di intercettarlo. Ignoto al momento il motivo della lite, i due facevano parte di un gruppo di clienti frequentatori abituali del bar e che fino ad ora non avevano mai causato problemi. Buoni clienti, mai stati cattivi ragazzi, non lo so cosa è successo tra di loro. Cioè venivano spesso? Sì, a bere caffè tranquilli. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del RIS che hanno condotto i rilievi dentro e fuori il locale per rintracciare e repertare tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica del tentato omicidio. E questo è il servizio di Marta Maragon di ieri, ma ci sono nuovi importanti novità. Ci dice tutto Cristian Arboi da Susegana. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo. La vicenda è molto complessa, cercherò di sintetizzarla al massimo. Perché ci troviamo io e Simone a Susegana? Perché a Susegana abita la figlia dell'uomo in fuga, di Alex Lucchesi. Abita praticamente all'interno di questa palazzina, nella porta a fianco. Qui nella notte precedente l'aggressione shock di Chiarano c'è stata un'intimidazione, dei colpi esplosi in aria compatibili con quelli che poi sono stati esplosi in gelateria a Chiarano, calibro 9. Quindi l'inizio della follia è stato da qui, da Susegana, nella notte quindi tra domenica e lunedì. Cosa è successo ieri sera? Ieri sera i carabinieri bloccano e identificano due auto. La prima è quella utilizzata da Alex Lucchesi nella fuga dopo la sparatoria. Alla guida di quest'auto, che viene individuata tra San Donatese e Marca Trevigiana, c'è uno dei figli di Alex Lucchesi. C'è un'altra macchina che lo segue, una Panda che è guidata dalla fidanzata del figlio di Alex Lucchesi, Daniela Polato. Daniela Polato ha in macchina la Glock utilizzata da quello che di fatto è il suocero, appunto Alex Lucchesi. Stavano rientrando, quindi stavano procedendo in direzione Treviso, quindi probabilmente avevano, questa è una delle ipotesi, accompagnato o scortato il Lucchesi da qualche parte nel veneziano o comunque oltre confine. Si parla anche della provincia di Pordenone, del Friuli Venezia Giulia. Quindi allo stato attuale c'è un uomo in fuga, l'aggressore Alex Lucchesi, c'è una donna arrestata, la fidanzata del figlio. Non è al momento arrestato il figlio del Lucchesi perché per il favoreggiamento è escluso nel caso in cui si sia parenti del reo o comunque del soggetto indagato. Questa la vicenda. Noi siamo a Susegana, a Colfosco, in via Maglio, dove è iniziata la follia, dove ci sono stati questi colpi sparati in aria, i bossoli sono stati trovati sul terreno. Qui con me, lo saluto davvero e lo ringrazio per questa sua testimonianza, c'è un vicino di casa, il signor Stefano. Lei Stefano, nella notte tra domenica e lunedì non ha sentito nitidamente i colpi, ma che cosa ha sentito? Ho sentito che le gomme sgomavano sul chiarino, sulla ghiaia. Quindi lei ha sentito delle auto sgommare? Le auto sgommare sulla ghiaia, non sull'asfalto. E quindi insomma lei immagino si sia svegliato? Mi sono svegliato perché era tardi, era solo 1:30 di notte. Si è svegliato di soprassalto? Mi sono svegliato per sentire, ho sentito queste ruote che sgomavano sulla ghiaia e ci sono i segni.
Poi nelle scorse ore lei ha visto, immagino, anche i carabinieri? Ho sentito che mio papà mi ha detto che c'erano i carabinieri in borghese. Che hanno fatto chiaramente un sopralluogo. A me no. A lei chiaramente non è coinvolto. Anzi, 2 persone per strada mi hanno chiesto cosa ho sentito. Esatto, e quindi lei ha sentito queste auto sgommare. Le faccio una domanda, non la voglio disturbare oltre. Come sono i rapporti in famiglia? Una famiglia, mi diceva, un po' rumorosa. Perché il piccolino piange sempre ogni giorno. E ci sono litigi, prima mi diceva. Qualche mese non è che abbia tanto. Litigi non li sento, ma loro non parlano, ma il piccolo piange sempre. Allora, io la ringrazio, signor Stefano, la sua testimonianza è preziosa, quindi lei ha sentito queste auto sgommare. Da qui, da Colfosco di Susegana, è iniziata con ogni probabilità la scia di follia che poi ha portato alla sparatoria di Chiarano. Noi abbiamo tentato poco fa di parlare con la signora Lucchesi, si trova all'interno dell'abitazione. Facciamo così, mandiamo in onda il secondo servizio realizzato da Marta Marangon con le criticità sollevate dal sindaco di Chiarano Stefano De Pieri e proviamo con Simone Merlo a riprendere il contatto con la signora. Il servizio. Non ci aspettavamo una cosa del genere, sfortunatamente sembra che questo tipo di avvenimenti si stiano ripetendo nel nostro territorio, sicuramente dovute a una, non dico mancanza di controllo, ma una superficialità degli stessi, proprio perché la comunità di Chiarano è sempre stata molto tranquilla e non ha mai avuto casi del genere. Il sindaco di Chiarano esprime tutto lo sconcerto della popolazione per il secondo grave fatto di sangue nel piccolo comune della Marca Orientale. Neanche un anno fa Fossaltamaggiore l'ha agguato a colpi di pistola ad un 37enne kosovaro, ora la sparatoria davanti alla gelateria in centro di Chiarano in pieno giorno, a 2 passi dalle poste, di fronte all'asilo con i bimbi che giocano in cortile. Altro che paese tranquillo, sbotta il primo cittadino, bisogna rafforzare i controlli. Bisogna riaffermare anche il controllo del territorio, la centralità dello Stato e dell'ente locale come presidio di polizia e di buon governo. Non a caso da qualche settimana il sindaco di Chiarano, assieme ai primi cittadini di Cessalto e Meduna, ha organizzato dei pattugliamenti serali del territorio con gli agenti delle polizie locali a fronte del crescente senso di insicurezza manifestato anche dai cittadini sconcertati di fronte a quanto accaduto. Ero qua in laboratorio a fare i biscotti e ho sentito un colpo, pensando fosse magari la vicina di sopra a fare le pulizie, ma alla fine mi sono girato e ho visto che c'era ambulanza, carabinieri, è arrivato anche l'elicottero. È sconcertante, insomma, diciamo, in questi paesi, è sconcertante anche di fronte alle figlie piccole che succedono queste situazioni, e si rende conto che è sempre più drammatico, insomma, vivere. Non nelle grandi realtà come Milano, ma sono diventate anche adesso. Milano, Roma, ma anche adesso. Allora, direttore, siamo davanti appunto alla porta dei Lucchesi. Allora, fino a poco fa abbiamo tentato un dialogo, al momento tutto tace. La signora ha proferito una frase poco fa e ci ha detto: nessuno ammazza mio marito. E alla domanda: signora, come sta suo marito? Ci ha detto: sta benissimo, è in casa, probabilmente anche con i figli. Quindi noi tentiamo appunto di capire se ha voglia di dirci qualcos'altro, e poi chiaramente faremo altre verifiche. Ci concentreremo soprattutto sulla parte delle ricerche, perché a questo punto c'è un uomo in fuga che per 2 volte ha esploso in aria dei colpi di pistola, prima qui a Colfosco di Susegana nella notte e poi ovviamente a Chiarano nella mattinata di ieri. Per il momento è tutto. Con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie, casomai ci ricolleghiamo
più tardi, vedete sempre i nostri inviati in prima linea proprio sul posto, vediamo di sentire altre testimonianze importanti. Cristian Alboil con Simone Merlo. E torniamo agli incidenti stradali. Davvero quello di Fadalto è stato un incidente che ha provocato uno shock in tutta la comunità, quella di Belluno in particolar modo nella frazione di Levego, dove da anni vive la famiglia di Mavis e William Occhiere, originari di Accra, la capitale del Ghana. I vicini non si danno pace, il sindaco Oscar De Pellegrin dice pronti ad aiutarli a sostenere anche i compagni di classe della piccola Afra che ha perso la vita a 4 anni. Senza parole, non so come mamma sopporta sua mamma, perché era proprio come chiocciola per bambini. Vestiti sempre bene, educati, bella famiglia. Belluno non c'è persone come queste persone qua. Fanno vivere le persone, fanno crescere le persone e in più... Mi dispiace, guarda, è una cosa che... insomma, fa piangere, ecco. Non si danno pace i vicini di casa nella frazione di Levego al 64 di via Meassa, sguardi increduli, sgomento e lacrime per la tragedia che ha strappato alla vita la piccola Afra, 4 anni appena, e che tiene con il fiato in sospeso per la sorte dei fratellini, della sorella più grande di 23 anni e della mamma Mavis. Sempre mi salutavano davanti porta perché vanno, bambina era speciale, bellissima come bambola, proprio speciale. E per caso ho detto, mi raccomando, piano, buon viaggio. Un viaggio per celebrare la fede nella gioia che ha trasformato una domenica di festa in un incubo. Non è facile accettare una situazione del genere, quindi ci siamo stretti tutti attorno alla famiglia, attorno agli amici, ai fratelli, ma anche alla classe dell'asilo che frequentava proprio a Levego. Il Comune si è messo a disposizione della famiglia. Con il dirigente scolastico dell'asilo Buzzati che Afra frequentava si è deciso di fornire aiuto psicologico ai compagni di classe. Anche la classe, mi diceva il dirigente scolastico, avrà bisogno di un percorso per far capire e far comprendere anche a questa età giovane cosa sia successo, magari però con i professionisti adeguati. Il personale della cooperativa Europromos, per la quale mamma Mavis presta servizio al San Martino di Belluno, ha aperto una raccolta fondi. William Occhiere, il papà della piccola Afra, è rientrato già nel pomeriggio di domenica dal Belgio, dove era andato per cercare un'occupazione che gli consentisse di sostenere al meglio la sua famiglia. La spola fra il Cafoncello di Treviso e l'ospedale di Conegliano, le pratiche burocratiche da sbrigare, un dolore che nessuna parola può descrivere. Una famiglia allegra. Sempre cantavano, bambini educati. E ora non so, questi di 7-9 anni come sono. Grave, io credo. Siamo tutti tristezza. È davvero una tragedia, una tragedia familiare, per un sorpasso azzardato. Tiziana Bolognani tra l'altro ha parlato con il padre della piccola vittima, William Occhieri. Sentiamo. Le tapparelle dell'abitazione dove vivono William, Mavi, Ocre, qui a Levego in via Meassa 64 sono ancora abbassate, però i giochi che ieri avevamo visto sparpagliati in cortile sono stati rimessi a posto. Si prova a ricominciare una vita distrutta domenica in uno incidente drammatico, ancora senza spiegazioni sulla statale 51 di Alemagna. Mamma Mavi ancora all'ospedale di Conegliano, i 2 bambini
al Cafoncello di Treviso, in particolar modo il maschietto versa in condizioni più gravi e ancora in prognosi riservata. Abbiamo parlato con il papà William Occhiere, è un papà naturalmente distrutto che però si sta dando forza e che sta cominciando a sbrigare le pratiche necessarie anche a dare l'ultimo saluto alla piccola Afra, che sarà proprio qui a Belluno. Allora prego la regia di mandare in onda questa breve conversazione telefonica che abbiamo avuto poco fa con il papà William. Buongiorno, volevo sapere innanzitutto come sta sua moglie e come stanno i bambini. Mia moglie sta bene, adesso siamo in pronto sopra controllo. C'è un'altra animazione. Quello più grande? Sì. Quello di 9 anni sono in pediatra. Quello di 7 anni sono in terapia intensiva. In terapia intensiva? Sì. Senta, lei come sta? So che state pensando di fare il funerale a Belluno. Tutti quanti saranno a Belluno. Quindi il funerale lo farete qui a Belluno? Sì, sì. Avete già pensato dove? Perché appena siamo ancora in ospedale di Treviso, quindi noi abbiamo già contattato un'agenzia di funerali a Belluno. Lei è secondo pastore? Sì, sì. Quali sono le parole di fede che in questo momento possono sorreggere lei e la sua famiglia per una tragedia così inspiegabile, così grave? Sì, sì. Perché adesso veramente io non penso a niente, perché devi guardare quello in viva prima. Ecco, avete sentito le parole di papà William Occhiere, è un papà naturalmente, comprensibilmente distrutto, vicepastore della Chiesa Evangelica. Si sa che domenica la famiglia era diretta per la tradizionale funzione domenicale nella Chiesa Evangelica di Arcade. Sono moltissime, numerose, diverse le chiese evangeliche sia in provincia di Belluno che in provincia di Treviso e anche numerose proprio all'interno del medesimo comune. Qui a Levego regna il silenzio, il cordoglio, sono già iniziati i colloqui con i bambini dell'asilo Buzzati frequentato da Afri, colloqui suggeriti dal sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, che ha chiesto l'intervento di un professionista per spiegare nel modo più delicato possibile ai piccoli che cosa è accaduto alla loro compagna di scuola e di giochi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso andiamo a Vicenza, dove una donna incinta è stata investita mentre attraversava le strisce, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma ovviamente si è riacceso tutto il dibattito sulla sicurezza. Allora sentiamo Daniele Garbin con Simone Squarcina, che ne hanno parlato con Raffaele Colombara, consigliere comunale, che ha presentato un'interrogazione. Parliamo di sicurezza stradale, siamo in Corso San Felice, una strada verso Verona, una via molto trafficata, soprattutto con un traffico veloce, tanto da rendere difficile per i pedoni l'attraversamento pedonale. Ce ne sono molti, ci sono anche dei semafori, ma non bastano. Solo qui, in questo punto esattamente, una ragazza incinta è stata travolta da un'auto, fortunatamente non ha avuto gravi danni, però è stata l'ennesima goccia che ha posto il problema a un consigliere comunale, Raffaele Colombara, che su questo ha posto un'interrogazione al Consiglio Comunale. Noi abbiamo sentito l'opinione delle persone che effettivamente sono molto preoccupate e dicono ci vuole qualcosa, bisogna intervenire e non si può andare avanti così. Sì, ho saputo dell'incidente, ma però diciamo che ci vorrebbe un po' qualcosa che potesse rallentare anche per
la clientela, diciamo, che attraversa stia più attenta, ma anche l'automobilista che stia più attento alla velocità che sta percorrendo, attenzione soprattutto che siamo vicini alle scuole anche. Che succede in questo viale? Insomma, è un viale pericoloso secondo lei? Allora, qui nella pista di Monza troviamo delle belle sorprese in tutti i momenti. Allora, c'è chi passa con il cane in braccio guidando la macchina, spesso con il telefonino, quasi sempre con l'auricolare, e poi c'è anche un problema eventualmente di velocità e di non osservanza di quelle che sono le segnaletiche, sia orizzontali che verticali, e la mancanza soprattutto di rispetto nei riguardi degli altri. È pazzesco, proprio non si può attraversare assolutamente. Perché non si fermano, tutti corrono e basta. E le strisce pedonali non interessa niente. Non le rispettano? No, assolutamente. Cosa ci vorrebbe secondo lei? Limite di velocità a 30, però dalla rotatoria di Valle Crispi là in fondo, da là, minimo. Bisogna sempre guardarsi attorno prima di attraversare, perché non si sa mai chi arrivi, questo sì. Lei ha paura a farlo? Sono cauta, sto molto attenta, sì. Su questa strada in particolare è molto veloce? No, ma anche perché ce ne sono tante qua di strisce, è pericoloso per gli autisti che devono stare attenti e chi attraversa, ragazzi. È una strada frequentata anche da bambini e quindi sì, ma tutto lo stradone anche in fondo vedo che è abbastanza, quindi sì, bisognerebbe un attimino intervenire su questo, perché vedo che ne stanno succedendo sempre di più, giorno dopo giorno vedo che la situazione peggiora sempre di più, quindi speriamo che aggiustino anche questo lato della nostra città. Non ho avuto esperienza, però ho visto tanti incidenti perché abito proprio qua vicino, sì. Corrono troppo, c'è disattenzione, qual è il problema? Senz'altro sì, corrono troppo e poi c'è gente che attraversa un po' da sprovveduti e quindi succede. Quindi cosa devono fare secondo le telecamere, controlli, rallentare in qualche modo? Ma certamente un po' di tutto devono fare, sì, ma fare. Servizio di Daniele Garbin con Simone Squarcina, oggi in regia Francesco Ceron e Italo Morao. Adesso andiamo a Padova in diretta da Valentina Visentin con Federico Cibotto, il nostro operatore, perché al concorsone, maxi concorsone per 640 posti da infermiere si sono presentati a migliaia. Sentiamo in diretta Valentina Visentin, a te Valentina. Sì, buongiorno direttore, sono appena entrate intorno a mezzogiorno la prima sessione della prova scritta, sono circa 3.000 le persone che sono arrivate da tutta Italia per partecipare al maxi concorso per reclutare 640 infermieri negli ospedali di tutto il Veneto, tantissimi appunto i partecipanti, ma i numeri non sono quelli che si erano rilevati nel 2020, quando per soli 190 posti si erano presentati ben 5.000 candidati, segno che insomma la Regione Veneto vuole far fronte alla carenza dei medici, che ormai è fisiologica, e soprattutto degli infermieri negli ospedali, ma la professione risulta essere meno appetibile rispetto a qualche anno fa. Tuttavia i numeri sono importanti, perché dicevamo sono circa 3.000 i candidati che sono arrivati qui a Padova, tant'è che la prova scritta di oggi si divide in due parti. La prima tranche di candidati è entrata intorno a mezzogiorno, la seconda invece effettuerà la prova alle 15. Per quanto riguarda la distribuzione dei posti, il maggior numero di posti è stato assegnato all'USL 2 della Marca Trevigiana, che appunto su 640 posti porterà a casa, si è aggiudicata 150 posti, 111 sono quelli banditi dall'USL 1 delle Dolomiti, 100 quelli della Pedemontana, il veneziano con le due USL, la 4 del Veneto Orientale e la 3 Serenissima, in totale sono 78 più 80, quindi sono 158 posti, e la meno richiesta invece per quanto riguarda l'USL 6 di Padova con 10 posti, 15 per l'azienda ospedaliera, appena 2 per lo IOV. Questa è la distribuzione dei posti, ma le voci dei candidati le ha raccolte pochi minuti fa Francesco Ratai, prima che i candidati entrassero a sostenere la prova. Ecco le loro aspettative, e la linea poi può tornare allo studio.
Tu da dove vieni? Pavia, in realtà sono siciliana, però Pavia. E è la prima volta che provi un concorso? No, è il secondo. E dove l'avevi provato anche? A Pavia, dove lavoro da 4 anni praticamente. E cosa speri di riuscire a portare a casa? Sicuramente forse una riconoscenza che forse nella città in cui sono e non ho più, e aspirare a qualcosa di migliore. È la prima volta? No, decisamente. Voi dove lavorate adesso? Azienda universitaria integrata di Borgo Roma. A Verona? Sì, Verona. E quindi siete qua cercando un'assunzione definitiva? No, stiamo cercando un'assunzione migliorativa della nostra. Quinta volta forse. E perché venite, cioè perché lo rifate? Nel senso, voi avete già un lavoro? Io perché mi devo avvicinare a casa, perché facendo i concorsi vieni assunto in tutti i posti nella regione, io sono lontana da casa e quindi mi voglio avvicinare. Siamo di Treviso. Di Treviso. È la prima volta che lo fate? Concorso sì, ci siamo laureati a novembre. Quindi cosa auspichi? Non lo so per adesso, in teoria dovrei mantenere lo stesso reparto, io ho già iniziato, quindi almeno sperare l'indeterminato. E marito in attesa? Sì. Quindi sono solo un accompagnatore puro e semplice e basta. Però soffre anche lei? No, tranquillo, non soffro su questo. Se riguarda me sì, ma se riguarda gli altri no. Vicenza. È la prima volta? Primo concorso, sì. Ma tu stai già lavorando? Sì, all'ospedale di Vicenza. Però con un contratto a tempo determinato di 2 anni. Quindi la speranza? Di passare al posto fisso. Da Lecce. È la prima volta che provate il concorso? La prima volta, sì. Ma voi dove siete laureati? A Lecce, Università di Bari. E quindi fate tutta questa strada per partecipare a un concorso, avere una possibilità in più. E l'aspirazione è quella del posto fisso? Sì, vabbè, in realtà entrare in pubblico è tutta un'altra cosa, lavorare nel pubblico è diverso, ti dà più possibilità nel mondo del lavoro in generale. Si va avanti così, purtroppo. No, non è la prima volta, è per avvicinarmi a casa. Primo concorso. Lei da dove viene? Da Castelfranco Veneto. E dove si è laureata? Sono laureata in Romania. E quindi, ma lei già lavora qua in Italia? Sì, lavoro da 17 anni che lavoro in ambito sanitario. Adesso lavoro in ospedale con un contratto determinato e partecipo per un contratto indeterminato. L'intervista di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Vediamo un titolo dall'Arena di Verona: un senza tetto trovato morto davanti alle scuole Catullo, cordoglio di docenti e studenti. Gli eravamo affezionati, hanno lasciato anche un mazzo di fiori là dove è stato trovato il cadavere. Adesso andiamo alla violenza giovanile, 2 diverse rapine che sono state messe a segno ai danni di 2 minori. La prima vittima ha solo 11 anni, in entrambi i casi la refurtiva è stata riconsegnata e i malviventi arrestati hanno 18 e 20 anni. Ha avvicinato un ragazzino di 11 anni che nella tasca del giubbotto aveva con sé diverse centinaia di euro. Strattonandolo è riuscito ad impossessarsene per poi fuggire. Il ragazzino ha prontamente chiesto aiuto. In pochi minuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa sono riusciti a rintracciare l'autore del gesto. È un 18enne marocchino. Era poco distante dal luogo della rapina, è stato arrestato, la refurtiva è stata restituita al ragazzo. Poche ore dopo i militari della compagnia delle stazioni di Ponte di Piave, Motta di Livenza e del Norma di Conegliano arrestavano un altro cittadino marocchino, 20enne questa volta, per essersi reso responsabile della rapina ai danni di un 17enne indiano. Quest'ultimo, la vittima, è stato raggiunto in casa dal suo carnefice, credendo fosse un amico del padrone, gli ha aperto. Una volta dentro, questi, sotto la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare 2 collane, un orologio, un cappellino. Poi ha tentato di impossessarsi anche dei vestiti che c'erano in casa e di alcune bottiglie di liquore. L'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. La refurtiva è stata recuperata. Il coltello utilizzato per la rapina è stato sequestrato. Addosso, conservate in un marsupio, il 20enne aggressore aveva con sé delle pastiglie di MDMA ed una confezione in cellophane contenente cristalli bianchi, probabilmente anfetamina. Tutta la droga è stata sequestrata. Servizio di Anna De Roberto, vediamo a Colceresa, ladri sono scatenati in tutte le province, ma qui hanno messo a segno 4 furti nel giro di 48 ore.
La tranquillità di Colceresa è stata nuovamente scossa da una serie di furti che stanno mettendo in allarme i residenti. 4 colpi sono stati registrati nel weekend, un nuovo capitolo di una serie di effrazioni che non accenna a fermarsi. I ladri, sempre più audaci, sembrano agire indisturbati in una zona già segnata da decine di episodi nelle scorse settimane. I malviventi sono entrati in 4 abitazioni a Molvena, in via Villa e via Pilastro. Nei giorni scorsi una banda era stata avvistata anche in via Roma, dove immediatamente sono intervenute le forze dell'ordine. Sia l'amministrazione di Colceresa che quella di Pianezze hanno intensificato i controlli, che va ricordato sono sempre stati frequenti in questi mesi. Rimane alta l'attenzione sulle indagini, con gli investigatori che stanno cercando di tracciare una pista attraverso le testimonianze dei residenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Intanto, come detto, la preoccupazione cresce e la richiesta di un'azione più incisiva da parte delle autorità diventa sempre più urgente. A Vicenza fugge all'alta della polizia e aggredisce gli agenti dopo un inseguimento in auto e a piedi, poi è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, è stato poi trovato con 17 involucri di hashish. Un cittadino tunisino di 25 anni è stato arrestato a Vicenza dopo un inseguimento in auto e a piedi tra le vie del centro, nel corso del quale ha cercato di aggredire i poliziotti che lo avevano fermato. L'episodio è avvenuto in pieno pomeriggio, quando una volante della questura, durante un posto di controllo in Viale Milano, ha intimato l'alt ad un'auto con 3 persone a bordo, che non si è fermata, fuggendo ad alta velocità. È scattato così l'inseguimento e a un certo punto del quale i fuggitivi sono scesi dall'auto, dandosi alla fuga a piedi. Uno di loro, che teneva in mano un sacchetto di plastica, è stato intercettato all'uscita del Parc Cattaneo e bloccato dagli agenti dopo aver gettato il sacchetto in un giardino privato. Prima di essere messo in sicurezza all'interno della volante, ha aggredito i poliziotti a spintoni e calci. Nel sacchetto recuperato sono stati trovati e sequestrati 17 involucri di hashish pronti allo spaccio e un telefono cellulare. L'uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida. Sempre a Vicenza, la zona sotto controllo di Campo Marzo, dove c'è ancora spaccio, dove c'è degrado, e ha riaperto il presidio delle Penne Nere. Per noi è importante questo, l'accordo che era stato fatto ancora molti anni fa era proprio finalizzato a fare in modo che ci sia un presidio in quest'area, che ci possa essere anche lo svolgimento delle attività degli alpini, ma allo stesso tempo che ci sia una luce all'interno del Moresco che dia sicurezza, che quindi rassicuri anche rispetto al transito in questa zona della città, allo stesso tempo che sia un'attività commerciale di cui abbiamo bisogno soprattutto in questo periodo. Un presidio di sicurezza, l'ex Moresco, stabile in concessione all'ANA di Vicenza, che dopo vicissitudini di varia natura, tra cui il Covid, riapre i battenti dal 1° marzo come ristorante, nonostante le sale al piano superiore siano state una sorta di punto organizzativo per le Penne Nere anche nel periodo della dunata. In una delle aree più critiche di Vicenza, Campo Marzo servirà anche a fornire quella luce e quella vitalità spesso richiesta da cittadini e residenti. Avere una luce, un faro puntato su questa zona di Campo Marzo decisamente è importante. Noi saremo qui, saremo presenti, ma come ho detto siamo già stati presenti per tutti questi periodi, anche se sembrava chiuso il locale, ma sopra, nelle stanze sopra, abbiamo sempre lavorato alacremente, anche considerando la dunata del 2024 e le prospettive 2025. Rientra in un piano più vasto di riqualificazione di una zona che si appresta a subire stravolgimenti dettati da interventi del PNRR sia dall'arrivo della TAV. Questa zona è una zona che avrà tanti stravolgimenti, diciamo così. Adesso ci sono i cantieri per la riqualificazione di Viale Roma, ci sono anche quelli che riguardano proprio il Campo Marzo, quindi insomma sulla manutenzione l'amministrazione anche con i progetti del PNRR ha investito e sicuramente poi il prossimo passaggio della TAV interesserà la stazione, ma sarà anche questo un momento in cui potremo avere un altro step per la riqualificazione di questa parte della città. E Mestre e Marghera vanno attenzionate sempre per questioni di
degrado, ma sostanzialmente il Comune di Venezia, si è detto ieri in un incontro della Commissione degrado, è sotto controllo, lo hanno detto i parlamentari della Commissione. Proprio riguardo alle periferie italiane, stanno girando per vedere com'è la situazione delle periferie italiane, stanno girando l'Italia. Solo il PD solleva dei dubbi sul fatto che sia Venezia e Mestre siano città, diciamo, sotto controllo. In effetti lascia un po' a desiderare. Sentiamo. La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie arriva anche a Venezia e Mestre, nona tappa di una serie di sopralluoghi che ha già toccato 8 città metropolitane italiane. Non devono essere state visite particolarmente piacevoli se, nonostante gli allarmi che arrivano dal territorio, il presidente della Commissione, Alessandro Battilocchio, definisce la situazione di Venezia e Mestre meno peggio di altri centri italiani. I dati che ci sono stati forniti, in particolare dal prefetto e dal questore, ci parlano di una città sotto controllo. Ci sono aree, in particolare Mestre e Marghera, che vanno attenzionate in maniera particolare. Prima di un sopralluogo in varie località di Mestre come Altobello, Via Piave e Parco Albanese, la Commissione ha assolto in prefettura la parte istituzionale, per così dire, della sua visita, ascoltando tra gli altri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sono rimasto abbastanza sorpreso dalla leggerezza e vaghezza della comunicazione che il sindaco ci ha fatto, che ha parlato a lungo, ma io vi ho trovato soltanto degli elementi di buon senso, più o meno condivisibili, ma non una comunicazione su alcune questioni. Massimo Milani di Fratelli d'Italia si è concentrato in particolare sulle condizioni di occupazione o sovraffollamento di diverse unità abitative a Mestre. È un fenomeno non solo veneziano, è un fenomeno che abbiamo riscontrato in questo nostro tour in giro per l'Italia in diverse realtà, ed è un fenomeno appunto sul quale abbiamo riscontrato in questa amministrazione comunale una chiara volontà appunto di impedire fenomeni di questo genere. E a proposito di residenzialità, è nuovamente Borassut che si è espresso sulla turisticizzazione della città. Non c'è stata da questo punto di vista data alcuna spiegazione, alcuna illustrazione delle iniziative del Comune. Sul versante sicurezza, il sindaco ha parlato alla Commissione di una proposta che avanza da tempo, la possibilità di punire immediatamente certi comportamenti con una notte di detenzione in cella. Abbiamo preso atto di queste richieste, il sindaco le ha presentate, ha anche spiegato il paradigma. È qualcosa che non abbiamo riscontrato in altre città, però io credo che siano problematiche che vanno approfondite. La Procura di Belluno indaga sul presunto sabotaggio allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Un tubo della rifrigerazione della pista da bob si sospetta sia stato divelto e si sta indagando in questa direzione. Sentiamo. Danneggiamento aggravato e furto sono queste le ipotesi di reato sulle quali la Procura di Belluno sta lavorando per venire a capo del presunto sabotaggio all'interno dell'area del cantiere dello sliding center a Cortina. Chi ha spostato quel tubo per la refrigerazione lungo 12 metri, pesante mezza tonnellata circa? L'ha o l'hanno mosso con la sola forza delle braccia o con l'aiuto di un mezzo? E ancora, si è trattato di un gesto volontario o di un incidente? A questi e ad altri quesiti stanno cercando di rispondere i carabinieri con le indagini ad hoc, partite dai rilievi in cantiere innanzitutto e proseguite con la visione delle immagini impresse nel circuito di videosorveglianza che si dice attivo H24 e il monitoraggio dei sistemi anti-intrusione. Oggi ai sopralluoghi dei carabinieri, che già si alternano con le altre forze di polizia nei servizi di vigilanza rafforzati da sabato su impulso del prefetto, che ha riunito il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, si è aggiunto quello atteso dei tecnici del Comitato Olimpico Internazionale. Sul cantiere del bob qualcosa di strano c'è stato e non è neanche la prima volta, ha detto il presidente della regione Luca Zaia. Ringraziamo la Procura per questa attenzione. Stiamo parlando di un'opera iconica, stiamo parlando di un'opera che è il cuore delle Olimpiadi. Ricordo che grazie alle Olimpiadi noi non celebriamo non solo il 70° anniversario delle Olimpiadi di Cortina. Cortina è figlia delle Olimpiadi del 56, ma anche grazie alle Olimpiadi noi abbiamo portato a casa 1.800 milioni di euro di opere che altrimenti non avremmo mai fatto.
Sul punto in particolare Zaia ha fatto riferimento a qualche scappato di casa che pensa di fermare le grandi opere o le grandi iniziative come questa. Per le associazioni ambientaliste ha già risposto Luigi Casanova, presidente di Mountain Wilderness. In assenza di qualunque minima prova si è cercato di individuare il colpevole in chi si è sempre battuto in maniera trasparente e pacifica, scrive Casanova. Noi abbiamo sempre agito nella legalità. Ma la tempestività dell'incidente, coincidente con il sopralluogo del CIO nel cantiere, dà adito anche ad altre osservazioni, una su tutte. I lavori, afferma Luigi Casanova, che se ne dica, sono in ritardo ed è probabile che si debba chiedere una deroga temporale, anche lunga, al collaudo. E vediamo il Gazzettino Olimpiadi, arriva il ghiaccio per la nuova pista da bob. Il 24 marzo il test di 30 piloti con le vendite a rilento dei biglietti ai cortinesi, solo il 10% dei 9.000 ticket. Vediamo anche l'attacco alla Regione del Veneto da parte di hacker filorussi, ne ha parlato ieri il Presidente Zaia. Sembra che siano hacker filorussi che abbiano fatto questi attacchi in più regioni sotto profilo amministrativo, cioè i computer, per tradurla in maniera semplice, dell'amministrazione, non la sanità, e nome non AIM57, ma soprattutto come, diciamo, fra virgolette, rappresaglia per la posizione dell'Italia rispetto all'Ucraina. La conferma ai nostri microfoni arriva direttamente dal Presidente Zaia. È stato un inizio settimana difficile per i sistemi informatici del Veneto, così come di altre amministrazioni in Italia, finite nel mirino, il segno tangibile di una tensione geopolitica che coinvolge anche i singoli territori. Io spero che si chiuda sta vicenda della guerra, si chiuda velocemente, fra l'altro nel giorno dell'anniversario dei 3 anni dallo scoppio della guerra in Ucraina. Una guerra, ricorda Zaia, a meno di 2000 chilometri dal Veneto, regione che aveva aperto le sue porte a migliaia di profughi con un'accoglienza diffusa. Ne abbiamo ancora 16.000 sul territorio e direi che sono perfettamente integrati, la stragrande maggioranza lavora di questi ucraini costretti a scappare con le valigie velocemente da casa loro per non essere ammazzati. Ora gli scenari inediti aperti dalla nuova amministrazione USA, piaccia o non piaccia, dice Zaia, Trump ha parlato tanto di pace e su questo si gioca gran parte della parola data, inevitabile poi guardare a Berlino con la vittoria della CDU e il raddoppio dell'ultradestra. Innanzitutto un dato che è interessante è la stabilità, no? Che ne esce la CDU che ha un risultato per il quale riesce a fare un governo. Dico anche che noi abbiamo bisogno di un'Europa stabile e l'economia tedesca la guardiamo, diciamo, con moltissima attenzione in quanto è un mercato d'elezione per le nostre imprese assieme agli Stati Uniti. Manifatture legate a doppio filo e poi il turismo con i tedeschi che pesano per oltre il 20%. Per noi comunque la Germania è un vicino di casa, sono amici, li aspettiamo sempre a braccia aperte. Allora andiamo in pubblicità 2 minuti, ma state con noi perché faremo il punto sull'autonomia differenziata con il professor Mario Bertolissi, costituzionalista. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, ringrazio moltissimo il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, delegazione trattante per l'autonomia differenziata, da sempre un giurista impegnato, veramente molto impegnato su questo fronte. Professore, grazie ancora per essere con noi. Allora, nella notte tra il 18 e il 19 giugno il DDL Calderoli è diventato legge, poi sono arrivati i ricorsi. Da settembre in poi che cosa è accaduto? Facciamo un po' il punto sulla situazione. Sì, credo che valga la pena perché quando ci siamo visti l'ultima volta ed era tra il comunicato che anticipava il contenuto della sentenza 192-2024, che è quella che ha deciso i 4 ricorsi presentati dalle regioni, di cui dirò tra un istante qualcosa, e il deposito della sentenza. E ci eravamo lasciati con l'intesa di rivederci, certo. Oggi ci rivediamo per fare il punto, perché io mi ero permesso, sulla base del comunicato della Corte, di anticipare
quella che poi è stata effettivamente la soluzione finale, e cioè la inammissibilità del referendum abrogativo. Perché è necessario o comunque opportuno sapere che coloro che hanno avuto sempre in odio la cosiddetta autonomia differenziata avevano di mira in modo particolare, potrei dire esclusivamente in fondo, la consultazione referendaria, perché avrebbe consentito, indipendentemente dal raggiungimento del quorum di partecipazione, metà più uno degli aventi diritto, avevano di mira comunque la possibilità di dire si sono mobilitati alcuni milioni di persone che sono quelle che sono andate a votare, e sappiamo molto probabilmente che in ragione anche della pubblicità a senso unico che è sempre stata data a questa materia, cioè hanno parlato sempre quelli contro, salvo lei che ascolta me, ecco, o il Corriere del Veneto, scrivo qualcosa, per il resto anche tutti quelli che abitano in questi luoghi, provate a scorrere i quotidiani, hanno sempre, come si dice, in cauda venenum, anche se supponiamo la Regione del Veneto è prima in classifica nel campo della sanità, e lo dice Agenas piuttosto che il Ministero della Sanità, state certi che l'articolista finirà sempre con concludere sì, sono arrivati i primi, ma mentre dove arrivano ultimi suonano le trombe. Questo va bene per inquadrare anche il clima, ecco, suicida che caratterizza, ecco, queste terre. Allora dicevo, cosa è accaduto? È accaduto che 4 regioni, 3 ordinarie e la Sardegna, hanno impugnato la legge che ha ricordato, la cosiddetta legge Calderoli, la legge quadro. La Corte Costituzionale, ecco, vorrei spiegare ai telespettatori che cosa può aver fatto, anzi io ho subito pensato che avrebbe fatto un discorso a se stessa attraverso il quale ha cercato e ha messo a fuoco l'intera vicenda. Perché? Perché aveva, ormai era chiaro, i 4 ricorsi notificati, lo dico, Regione Puglia nell'ordine, poi la Regione Toscana, la Regione Campania, le 3 ordinarie, e poi la Regione Sardegna. Aveva quindi queste impugnative, e poi dall'altra parte aveva e sapeva che avevano già raccolto le firme, se lei ricorda anche c'erano tutti i canti di giubilo, i peana, perché 500.000 e poi c'era la firma elettronica e poi 1 milione e poi la foto straordinaria che traeva giubilanti coloro che l'avevano, lo dico così un po' sorridendo, sì sorridendo. Ecco, perché poi alla fine c'è stata l'udienza e l'inammissibilità, su 6 è saltato questo, beh insomma, ecco, direi che così, e l'avevo previsto che cosa? Perché avevo concluso, parlando con lei, dicendo, direttore, prima proprio di suonare la viola, aspettiamo un secondo, perché potrebbe essere una vittoria di Pirro, perché se di mira c'era quell'operazione che aveva un grande rilievo politico, e poi viene disinnescata, è evidente che la declaratoria, diciamo il giudizio attivato sui ricorsi vale quello che vale. Ed avevo anche ipotizzato, anzi non ipotizzato, fatto questo ragionamento proprio avendo tra le mani il comunicato della Corte. Loro sanno che la Corte Costituzionale ha si dice, non sempre, ha creato un grande buco, ha distrutto la legge Calderoli. Ecco, perché si dice che è stata massacrata questa legge. Ma no? il problema, vedete, perché l'ha massacrata? L'ha massacrata per dichiarare inammissibile il referendum. Perché se non l'avesse massacrata, tra virgolette, dopo spiegherò in cosa consiste il massacro, il referendum sarebbe andato avanti. Quindi ha disinnescato la miccia più importante e doveva procedere in questo modo. Perché? Perché la Corte si è trovato di fronte a che cosa? A una, come ho detto prima, 4 ricorsi. Ma nei ricorsi che cosa è che si è fatto? Si è dato della legge Calderoli una particolare lettura, una lettura
che attribuiva alla legge Calderoli la capacità di mettere a soqquadro il paese, praticamente di destabilizzarlo. Quindi i ricorsi erano impostati sulla base di una lettura estremizzante, ecco, destituita di ogni fondamento. Perché, dico agli spettatori, sapete, vi ricordate quando si è fatto il referendum consultivo? Ottobre del 2017. Stiamo andando nell'8º anno e non si è visto niente. Quindi che cosa volete che vi sia di eversivo? Assolutamente nulla. Ma per essere un tantino più preciso e dare l'idea di quale era l'impostazione dei ricorsi, perché dopo ci capiamo del perché della declaratoria e perché quei famosi buchi sono buchi, per modo di dire, necessari per far saltare e oserei dire di più, perfettamente conformi, diciamo così, che la legge Calderoli bucata, con la sentenza della Corte che naturalmente copre i buchi, dà il risultato dell'interpretazione che la Regione Veneto ha sempre dato della legge Calderoli. È negli atti di causa, non è che lo dico qui. Ecco, e avendo scritto gli atti so che cosa c'è scritto. Bene, voi dovete tenere presente che nel ricorso la Regione Campania scrive questo, dice che se non fosse dichiarata incostituzionale, perché chiedevano la declaratoria di incostituzionalità totale della legge Calderoli, questa, dice, determinerebbe gravissimi danni alla Regione Campania. Scusa, non capisco. Non ti vengono tolte le funzioni, non ti vengono tolte le risorse. Notate che c'era scritto nella legge Calderoli, quindi assolutamente garantito tutto, leso, ma non solo. E devo per forza leggere le frasi successive perché mi viene da ridere persino. E qui si dice così: determinerebbe, se non fosse eliminata, senta questa, direttore, altresì gravissime ripercussioni sul tessuto sociale e sui bilanci della Regione Campania, sottraendo risorse ad oggi assegnate alla stessa. Ma come sottraendo? Se c'è scritto che non verrà tolto un euro. L'attuazione della legge minerebbe alle fondamenta del tutto illegittimamente l'unità culturale ed economica del paese. C'è una bomba atomica. Cioè se la cantano e se la suonano. Ma scusi, ma io dico anche, bisogna avere coraggio a scrivere queste robe. Questo è eversivo. Con gravissimi danni per il territorio campano sotto il profilo sociale, culturale ed economico, aggravando il divario attualmente esistente con le regioni più ricche. In quanto la legge altera la forma di Stato, inclinando il suo regionalismo cooperativo in competitivo, perché in questo paese guai competere. Ci vuole sempre la solidarietà, cioè c'è chi paga e quello che incassa, resa del conto mai. No, questo. Senza prima allineare i soggetti territoriali costretti a una gara economico-istituzionale tra diseguali. Voi capite che qui, cioè, queste sono cose da neurodeliri. Ma che film hanno visto? No, non si capisce. Io illustri con lei, è scritto, è sulla Gazzetta Ufficiale. Mi spiace, dato che qui si dice quello che si dice, si accusano queste terre di partire praticamente con Fort Knox, tutte le riserve auree del paese, andare non so dove. Ecco, io penso di dover rispondere, almeno assumendo questi toni, che sono tra così l'irrisorio e il preoccupato. Perché? Perché questo è un modo per affrontare i problemi, che significa soltanto questo. In questo paese non si deve fare niente, e lei lo sa benissimo che c'è la questione dei tassisti, dei balneari, di questo, quest'altro, cioè nulla, di nulla, di nulla. Il paese sta pagando per questa ragione un prezzo enorme, perché evidentemente non si riesce a smuovere da nulla. Allora, quando la Regione Veneto si è costituita, che cosa è che ha detto? Ha detto semplicemente questo. Guardate che l'interpretazione della la legge Calderoli non comporta mica questi risultati. È una legge assolutamente tranquilla. Tra l'altro è stata fatta perché l'hanno voluta quelli che adesso l'hanno impugnata. Perché io lo posso dire, essendo stato testimone, e c'è un'audizione parlamentare dove io dico legge quadro non serve nel modo più assoluto perché non è richiesto, e avevo aggiunto meno norme si fanno e meglio è, perché così procediamo a lume di buon senso. Ovviamente l'abbiamo fatta.
Quando hanno impugnato, quelli che l'hanno voluta hanno detto: chi è che l'ha voluta? Non sto scherzando. Sì, sembra ecco, tant'è vero comiche, che... Esatto. Allora, ecco, questo è il clima, e allora voglio semplicemente adesso, per non dare oltre, dopo dirò in caso qualcos'altro. Nel momento in cui la Corte, i 15 giudici, si trovano tra le mani i 4 ricorsi più la richiesta di referendum, ecco, che cosa è che valutano? Valutano non decidiamo a caso una cosa dietro l'altra come l'aria tira, ma facciamo un piano di lavoro, cioè che cosa è che vogliamo che alla fine nell'interesse del Paese venga fuori. L'interesse del Paese è quello di non creare polemiche artefatte create da classi dirigenti che non dovrebbero essere dirigenti di niente, perché in realtà il conflitto non è tra la gente che lavora, tra le genti del nord e del sud, potete solo immaginare, non esiste, va bene. Esiste soltanto a livello di combattimenti fra le elite che campano parassitariamente, spesso e volentieri, come si dice, sulla groppa delle popolazioni, perché questo è. E naturalmente mi sono premurato di indicare un'infinità di casi. Facciamo soltanto l'esempio, e che chiudo dopo per questo discorso, della siccità durante l'estate. Allora, proprio sui quotidianoni che hanno avuto sempre in odio l'autonomia differenziata, sono comparsi dei report che mettevano in evidenza, ad esempio, la situazione che si trova in Sicilia. Hanno speso qualche miliardo, non hanno neanche un impianto di desalinizzazione attivato. Se si va in Nord Africa si trovano senza problemi. E la sofferenza delle popolazioni, voi sapete che è enorme, perché non hanno l'acqua, interrompono. Quindi la domanda è: non funzionano gli istituti di democrazia rappresentativa in talune parti del Paese. Questo si scarica non attraverso assunzioni di responsabilità o accertamenti delle inefficienze, ma attraverso invece iniziative che ti devono bloccare. Bloccano altri, perché ho sempre avuto questa convinzione: se per caso ottengo qualcosa di più per amministrare meglio, il fatto che io riesca a far meglio dà fastidio. Professore, ecco, lei proprio qui aveva ricordato con la sentenza della 192-2024 che la Corte Costituzionale seguiva un piano preciso, no? Cioè, qual era l'obiettivo, cioè, in sostanza? Ho dato il cenno e la ringrazio, perché adesso cerco di spiegarmi meglio. Naturalmente, lo dico ai telespettatori, le questioni sono di una grande complessità, articolatissime, è difficile riuscire a rendere in parole povere. Ecco, perché ci sono dei passaggi tecnici purtroppo ineliminabili. Ma allora, vediamo se riesco adesso a essere chiaro dopo aver fatto questa premessa di inquadramento. Allora, c'è la legge, c'è il referendum. I 15 giudici, anzi erano naturalmente di meno perché mancava in 4, gli 11 giudici che erano in servizio, si pongono il problema di come gestiamo queste cose, no? E quindi ecco il discorso. Che fine vogliamo far fare al referendum? È bene che il referendum non si faccia, a parte le spese che ci sarebbero state, ma anche, dicevo, si creava una come si dice, una contrapposizione artefatta, drogata, certo, ecco, tra nord e sud, che non deve esserci, perché poi tra l'altro non è così, sarebbe stato il combattimento tra galli, no, del pollaio, questo. Allora ho la legge per fare in modo che non ci sia il referendum. Cosa debbo fare? La Corte non poteva che decidere di, tra virgolette, massacrare la legge Calderoli, ma facendo che cosa? Facendo propria non l'interpretazione che ha dato la Regione del Veneto, che avrebbe consentito di rigettare tutte le eccezioni perché non era quella la portata. Vi ho letto il ricorso della Regione Campania, bastava poco dire: ma siete fuori di testa, ma state scherzando, mica questo è quel che la legge dice. Ha invece detto: ah sì, va bene, queste sono le eccezioni. Allora, se questa è l'interpretazione che si può dare della legge, io devo, per evitare il referendum, bisogna che io crei i buchi famosi.
cioè dichiari l'incostituzionalità, non direttore io dica non si interpreta così, ma cos'ha? Perché? Perché se io dico soltanto questo, il mio gioco, la mia operazione è sull'interpretazione delle disposizioni, ma la legge resta dal primo all'ultimo articolo così come era all'inizio. Che significa? Rimane il medesimo testo che è stato sottoposto ai sottoscrittori quando nei banchetti hanno raccolto le firme o quando hanno raccolto le firme in via telematica. Quindi quello era il testo della legge. Per far saltare il referendum è necessario che il testo sul quale dopo il corpo referendario è chiamato a votare sia diverso. E allora devo fare i buchi, Certo. Quindi lei capisce che quando anche qui vengono, straparlano, perché non si rendono, ma allora è stata massacrata. Sì, ma è stato chirurgia di altissima precisione. Certo. Per cui l'operazione era in funzione di quel risultato, perché, ripeto, il medesimo risultato l'avrebbe potuto ottenere facendo che cosa? Non dicendo incostituzionale questa disposizione. Per cui oggi noi, Calderoli che sta procedendo, deve fare così. Da una parte ha la legge con gli articoli che sono in vigore e sono soprattutto norme di procedura. Dall'altra parte ha la sentenza 192/2024, mette insieme e ha il testo finale, giusto? La legge coi buchi e i buchi coperti. Certo. Se avesse accolto l'interpretazione che è stata data dalla Regione Veneto, che era quella in realtà non eversiva di nulla, il referendum abrogativo sarebbe stato ammissibile. Perché? Perché il testo sul quale erano state raccolte le firme era il medesimo testo che sarebbe stato sottoposto al quesito vuoi tu abrogare la legge eccetera eccetera, e non ci sarebbe stato quindi nessuna interruzione. Ecco professore, ricordiamo che la Consulta comunque ha ritenuto costituzionale la legge Calderoli, però eccependo su alcuni punti. Lei ha spiegato benissimo che l'obiettivo era far saltare il referendum, ma che poi è saltato, ma c'era anche la paura che se fosse passato il referendum avrebbero vinto gli autonomisti? Ecco, io credo che questo direttore è lasciato alla valutazione che può fare ciascuno prognostica circa soprattutto la partecipazione al voto. Naturalmente il fatto di non aver ammesso questo referendum non è che sia irrilevante ai fini dei 5 che sono stati ammessi, perché adesso ci sono delle divisioni all'interno dei promotori. È bene che i telespettatori sappiano queste cose, perché consentono queste cose di capire come tutto sia frammentato, sia impedito da atti di interdizione continui che una piccola parte fa carico dell'altra. E quindi i 5 referendum che hanno oggetto tematiche del lavoro non so se riusciranno a mobilitare un numero tale di, probabilmente una grande turbolenza creata sull'autonomia differenziata, dove la secessione dei ricchi, le storie, le enunciazioni contenute nella Corte avrebbero magari portato a un risultato diverso. Voglio solo precisare, ad esempio, questo. Ho detto un istante fa, sono passati 7 anni, stiamo andando nell'8° e nessuno ha visto ancora niente, ci sono trattative. Ma vi pare che sia possibile? Perché la tesi sostenuta, non si possono trasferire materie e blocchi di materie. Ma questo nessuno l'aveva mai pensato. Perché se fai una trattativa è chiaro che vai lì e ogni questione diventa rilevante. Bisogna che abbia un'argomentazione a sostegno del perché chiedi, il ministeriale ti dice perché di no e via di questo passo. In ogni caso i quotidiani hanno documentato in questi giorni che, ripresa la trattativa, i ministeri, quello della protezione civile e qualche altro interessato, commercio estero, esatto, è lì che dice non do niente. Quindi voi capite che
Ecco, l'interpretazione che la Corte ha dato, non si può dare tutto. È chiaro che un'interpretazione fondata sul nulla è contraddetta da tutta la storia, dal presente e probabilmente anche dal futuro. E l'interpretazione che aveva dato la Regione del Veneto, di grandissimo equilibrio, con una lettura assolutamente misurata, che faceva salve tutte le garanzie che ho ricordato, quanto alle competenze, quanto alle risorse e via discorrendo. Pensate che si è scatenata anche la Regione Sardegna. È chiaro, che tra l'altro l'autonomia ce l'ha. L'autonomia speciale. Allora, noi avevamo detto, ecco, la Sardegna ha il suo regime, non c'entra niente, e la Corte gliel'ha detto. Ma voglio anche aggiungere un'altra cosa, se mi consente, che se voi andate su ChatGPT e fate la domanda, è vero che se una regione, prima che ci fosse la sentenza della Corte, foste andati, ma adesso uscirò con un volume dove ci sarà anche questo, e aveste fatto la domanda, è vero che se una regione chiede le 23 materie, chiede tutte le funzioni, saranno date? La risposta era neanche per sogno. Ecco, va bene? Professore, guardi, siamo veramente al tragicomico a vederla così come ce l'ha spiegata lei. Allora dobbiamo dare un minuto di pubblicità, poi torniamo per concludere. Grazie, a tra poco, state con noi. Insieme al professor Mario Bertolissi, costituzionalista, abbiamo parlato dell'autonomia differenziata. Il titolo era Avanti tutta nonostante trappole e trabocchetti. Il professor Bertolissi, uscirà un suo libro prossimamente proprio sull'autonomia differenziata. Qual è il... Ecco, io ho voluto raccogliere un lavoro che è anche di proporzioni notevoli. Ho proprio mandato oggi all'editore tutto e confido che a maggio sia disponibile. Ho fatto questo libro perché resti memoria per chi verrà di quello che si è fatto. È documentato tutto fino nei dettagli più assoluti. Ci sono gli atti, ho messo autonomia differenziata come titolo, che è semplice, e poi un sottotitolo materiali controcorrente. E dicevo al direttore che invece di scrivere prefazione al lettore, introduzione, ho utilizzato la formula che i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti usano quando scrivono l'opinione dissenziente: rispettosamente dissento. Ho anche aggiunto che non le ho mandate a dire, ecco, ma è anche un invito a tornare agli studi, scusi se posso dire, perché non si può andare avanti soltanto a spot oppure così a battute. Ad esempio, ciò che io prima ho detto è riferito a atti che sono di grande complessità e bisogna mettersi a studiarli. La sentenza della Corte, la 192 del 2024, è di 110 pagine. E i ricorsi che sono stati fatti, bisognerebbe leggere anche i ricorsi, vanno sulla Gazzetta Ufficiale, sono disponibili sui siti, penso, anche delle regioni. Ecco, e se uno dice ma non ho tempo, e allora di che cosa parliamo? Se devo anche aggiungere anche i giornalisti ho capito che si informano telefonando all'uno e all'altro, a chi la pensa in un modo, a chi la pensa nell'altro, ma un momento. Mette insieme dopo un'argomentazione giuridica, perché io discorsi di carattere politico non mi interessano, sono gli altri che se ne occupano. Da tecnico si occupa. Ho sempre pensato e penso che l'autonomia sia un valore straordinario. Tra l'altro, sempre agli spettatori, se a qualcuno non piace Trump, deve sapere che negli Stati Uniti più di 20 stati, proprio perché hanno un ordinamento a struttura federale e gli stati hanno potestà legislativa come ce l'hanno le regioni, si sono rivolti ai giudici, cioè hanno impugnato i vari atti che Trump sta adottando. Quindi la garanzia delle libertà, io venendo qua l'ho detto un'infinità di volte, sta nella ricchezza dei poteri locali, è questo che conta.
E quello che mi fa specie, proprio avendo insegnato una vita a diritto costituzionale, è che non ci si renda conto e che tutto venga giocato per battagliette di retrovia tra il favore, chi a favore, chi o contro. Ricordo che è incontestato che qui, quando c'è stato il referendum consultivo, sono andati a votare indipendentemente dall'appartenenza politica. Certo. Allora dopo non è possibile non trovare un punto di aggregazione a livello istituzionale. No, c'è chi è a favore e chi dice io sì sono a favore ma voglio un'altra cosa. C'è una tristezza assoluta, il paese delle fazioni, degli sgambetti, esatto. dei poli di Renzo, se posso citare un illustre. Assolutamente, dove chi vuole andare avanti seguendo le regole per raggiungere degli obiettivi che riguardano non gli interessi di bottega ma il bene comune viene in qualche modo sabotato, no? Questo guardi, è il modo di far politica. Se posso dire, questa è Einaudi parlava delle manie dei dottrinari, quelli che vogliono la cosa perfetta e non quella imperfetta, diceva Einaudi, quindi per prendere 10 non prendono neanche uno, perché alla fine è così. Non questo, ma sempre un'altra cosa che non si sa com'è e che sarebbe perfetta. Con il nostro proverbiale autolesionismo, no? Professore, la ringrazio infinitamente, grazie davvero per un'altra lezione che abbiamo ascoltato con grande piacere. Grazie davvero molte e a presto. Grazie a lei e ai telespettatori. Grazie. Grazie a tutti, al nostro regista Francesco Ceron con Italo Morao. Ci vediamo stasera a Focus e stasera a Focus ovviamente replichiamo l'intervento del professor Bertolissi. Arrivederci, buona giornata.